In uno stadio Olivieri gremito il Verona si presenta privo dell'influenzata Cantoro e con un paio di elementi non al meglio. In campo la giovane Gelmetti a completare il trio d'attacco. Le gialloblu andrebbero subito in gol, ma sul tocco finale di Carissimi si alza la bandierina a segnalare la posizione di fuorigioco. Venezia pericoloso al nono con il tiro cross di Chinello che coglie la traversa. Al quarto d'ora Pini triangola con Daroccia in sacca, ma la rete non viene convalidata per un fuorigioco inesistente. Scaligere vicinissime al vantaggio alla mezz'ora, cross di Gelmetti, sponda di Daroccia, per il sinistro al volo di Gabbiadini che si stampa sul palo. Pini riprende in sacca ma si alza nuovamente la bandierina a segnalare la posizione irregolare della numero 10 gialloblu. Il Venezia rischia il calcio di rigore per un intervento piuttosto energico su Gabbiadini, ma il direttore di gara concede solo la battuta dalla bandierina. Prima del riposo ci prova Daroccia con una girata deliziosa, sfera che termina di poco a lato. Mister Longega per la ripresa passa ad una difesa a 3 mandando in campo Battocchio in sostituzione di Belfanti. Il Verona vuole stringere i tempi e si rende pericoloso con Daroccia che incorna a lato il cross di Gelmetti. Sull'altro fronte il Venezia grazie a Oxstrom con Brotto che solissima manda clamorosamente alta la sfera. Le veronesi restituiscono il favore poco dopo con la neoentrata Battocchio che entra in area palla al piede e davanti alla porta spara sul portiere veneziano. Errore imperdonabile delle gialloblu al 21esimo. Capovilla si inserisce centralmente indisturbata, riceve la sfera e trafigge Oxstrom interrompendo l'imbattibilità della numero 1 Scaligera che durava da ben 623 minuti. Al 25esimo Gabbiadini viene anticipata di un soffio ed è sfortunata sul rimpallo in area. Mister Longega reclama per il retropassaggio e viene espulso. Subito dopo Daroccia di testa non trova la porta. Al 36esimo Michele Aledri si propone in una bella percussione centrale. Serve Daroccia che entra in area e trafigge Rusu per l'1-1. 11esimo gol stagionale per l'italo-brasiliana. Il Verona si butta in avanti alla ricerca del secondo gol, ma si espone alle ripartenze delle veneziane con Capovilla che grazia ancora le Scaligere. L'ultima opportunità è per Ledri, ma la giornata è decisamente infelice e la sfera termina fuori. Finisce 1-1 il derby del Veneto con le gialloblu che vengono riprese in vetta dalla Torres mantenendo 2 punti di vantaggio sul Brescia e 4 sul Tavagnacco.